Ma innanzitutto la storia e la tradizione dei nostri formaggi è una storia importante, questo va detto, e tra questi ci sono alcuni formaggi vaccini tipici, proprio di vacca, formaggi vaccini che vengono ottenuti soprattutto da vacche rustiche, soprattutto buonosarda e muricana o le F1, che sono quelle incrociate. Nel territorio del Marghine, della Pranargia, del Montiferru, in generale dell'Alto Vistanese, anche del Varigato, in alcuni comuni troviamo alcuni tipi di formaggi. Uno che li caratterizza tutti è il Casizolo. Poi abbiamo Sadrizza, che è un altro formaggio fresco, e poi abbiamo Safresa. Mi fermo sulla fresa perché magari sul Casizolo si sa molto, sulla fresa un po' meno, che è un formaggio crudo, un formaggio a crudo vaccino che viene termizzato a 34-36 gradi, che è poi la temperatura del latte all'interno della mammella dell'animale, e quindi spesso dopo la mungitura viene tagliato anche senza alcuna termizzazione. È un formaggio alla fresa, fresus proprio dal latino fresus, schiacciato, che viene posto in un telo dopo appunto la lavorazione, poi schiacciato con un penso. Ed è un formaggio da arrosto, un formaggio che dopo 20-25 giorni si può tranquillamente mangiare. È un formaggio dove si sentono tantissimo le erbe, proprio i sapori e i profumi, proprio perché diviene da animali che solitamente sono al pascolo bravo. Può essere comunque anche stagionato e diventa comunque un buon formaggio. Dovete però essere amici del produttore per poterlo mangiare, perché ce n'è talmente poco in giro che è difficile trovarlo. Il Casizolo ha una doppia lavorazione, quindi prima si fa il formaggio e poi viene filata la pasta quando quel formaggio diviene acido. Sadrizza invece è più caratterizzante del comune di Sant'Lussurgi, anche questa è una pasta affilata, diciamo che è una mozzarella molto più buona, ecco, fatta a forma di trizza. Perché mi piace evidenziare i formaggi vaccini di quel territorio? Perché è un territorio dove l'allevatore bovino prima era veramente colui che aveva più possibilità di lavorare, perché c'erano tantissimi bovini nel territorio. Oggi stanno scomparendo, e questo è un impoverimento per tutto il territorio. Per fortuna rimangono alcuni mini caseifici e alcuni allevatori che mantengono ancora questa tradizione. Allora, sui formaggi ovini ovviamente abbiamo una grande varietà. Va detto che in questi anni sono cresciuti molto anche in termini di qualità e di proposta. Oltre ai classici formaggi ovini, penso dal pecorino romano al fiore sardo e al pecorino sardo in generale, in questi anni sono nati tanti e tanti altri formaggi, frutto anche delle ricerche fatte nei mini caseifici di cui parlavamo prima. Intanto sono nati formaggi che seguono un po' le mode e il salutismo attuale. Penso ai formaggi a caglio vegetale. Un'azienda di Siamanna, la società Busia e Mulas, è stata tra gli innovatori su questo, con un grande successo. E questa è una proposta che viene fatta molto anche all'estero in termini di formaggio, che è molto apprezzato. E poi abbiamo anche altri sperimentatori. Nell'Alto Listanese, nella Barigado, ci furono anni fa i Cuguzzi, un piccolo mini caseificio con 300 pecore, quindi non pensiamo a grandi dimensioni, che sperimentarono il formaggio al mirto, che ebbe un grande successo a livello nazionale per la pubblicità che venne fatta, quindi ebbe davvero, su questo furono anche dei precursori. Poi abbiamo anche a livello locale dei formaggi erborinati, sempre penso all'azienda Dedoni di San Nicolò Arcidano. Penso poi ai formaggi bio, l'azienda Cuscusa, formaggi bio sia di capra che di pecora. Poi penso a formaggi freschi lungomare, alla società Mette, che formaggi freschi e stagionati, oppure penso a quelli del Margine, all'azienda Sanna, anche questo piccolo mini caseificio che fa comunque dei formaggi eccezionali sotto questo aspetto. Ci aggiungo anche il formaggio di capra, che è un qualcosa soprattutto nella Marmilla, tra Morgongiore e Masulla c'è un mini caseificio che fa veramente prodotti di qualità. Ecco, la pecora oggi ci caratterizza sicuramente più del bovino, lasciamo stare l'arboreo, e sotto questo aspetto noi abbiamo comunque davvero tanti e tanti formaggi che hanno davvero delle biodiversità particolari e quindi dei sapori e dei gusti veramente eccellenti.